Benvenuti, oggi è venerdì 24 maggio 2024. Il sole sorge alle 5.44 e tramonta alle 20.09. La luna si leva alle 21.34 e cala alle 5.54. Oggi si festeggia la Beata Vergine Maria Ausiliatrice. Maria deriva dall'ebraico Mariam e significa principessa, signora. Compie oggi 83 anni Bob Dylan, autentica leggenda della musica. Il cantante e poeta statunitense, nato Robert Allen Zimmerman, ha cambiato nome nel 1962. Oltre ad aver di fatto creato la figura del cantautore contemporaneo, è considerato l'ideatore del folk rock e nel 2016 gli è stato assegnato il premio Nobel per la letteratura. Auguri anche a Kristin Scott Thomas, l'algida attrice britannica naturalizzata francese che compie 64 anni. La ricordiamo per i suoi modi sofisticati ed eleganti in 4 matrimoni e un funerale e per la candidatura all'Oscar per Il paziente inglese. Infine facciamo gli auguri a Priscilla Presley che compie oggi 79 anni. La celebre ex moglie di Elvis Presley è stata attrice in film come Una pallottola spuntata. Si dice che il ponte di Brooklyn sia uno dei simboli più rappresentativi di New York City. Ma sapete che per ben 20 anni questo ponte è stato il più lungo del mondo? È stato progettato da un ingegnere tedesco e inaugurato il 24 maggio del 1883, dopo 13 anni di sforzi e il sacrificio di 27 operai. Oggi il primato spetta alla Cina, ma quello di Brooklyn rimane un'icona della città e il miglior punto di osservazione del profilo stupefacente di Manhattan. Noi usiamo cheese, formaggio. Quando scattano una foto, invece i cinesi spesso dicono il corrispondente del nostro melanzane, perché la pronuncia di questa parola è cheese in cinese. Buongiorno ai 12. Oggi un Plutone farà punto di talete con l'opposizione Luna-Venere-Giove. Vediamo come se la caveranno gli astri. Ariete, la vostra giornata è una giornata piena di tante cose da fare, soprattutto perché Plutone vi dà un assist decisamente notevole, vi suggerisce di andare fino in fondo con una serie di intuizioni che dentro di voi sentite imperanti. Muovetevi bene con l'intuito e vedrete che tutto andrà a posto, soprattutto sentimentalmente. Toro, la giornata di oggi prevede un po' di maretta tra le signore dello zodiaco, tra Venere e la Luna. Venere oramai è nel segno zodiacale dei Gemelli, si fa comunicativa, perde un po' di peso zodiacale perché in Toro chiaramente sta meglio, ma vi aiuta, essendo il vostro pianeta, a rendervi un pochino più pratici, oggettivi, meno sentimentali e più comunicativi. Gemelli, Venere nei vostri gradi zodiacali, la dea dell'amore vi porterà tanto, anche perché non esiste congiunzione più vantaggiosa di un Sole, Giove e Venere, tutti e tre uniti. E proprio domani Giove vi farà una bella sorpresa, per cui è nell'amore che oggi vi realizzerete, soprattutto valutando quanto siete fortunati. Cancro, una luna decisamente interessante oggi che vi fa notare i limiti dell'amore, cioè ciò che vi manca. L'amore c'è, ma magari vorreste qualcosa di più, di diverso, quindi cercate di discuterne col partner e cercate di cambiare le modalità di comunicazione interna alla coppia. Leone, questa luna vi sta portando davvero tanto, vi sta dando tutte le energie e la possibilità di ricreare il vostro mondo affettivo, anche con delle prospettive un po' ambiziose, sia chiaro. Un leone che però deve lasciare andare, perdere un po' il controllo e pensare di agire in maniera più squadrista. E questa luna vi vuole dire proprio questo, anche in famiglia.
oltre che nel lavoro, affidarvi anche un po' al partner e non tenere sempre voi il timone vi aiuterà a stare meglio. Vergine, è una luna che vi sospinge a cercare l'amore proprio perché opponendosi a Venere vi fa riflettere, Venere di quadratura anch'essa, vi fanno riflettere sul vostro bisogno di legarvi, di sentire un porto sicuro nella dimensione degli affetti. Bilancia, una luna decisamente che si mette in comunicazione con Venere, il vostro pianeta che finalmente è in gemelli e fa da trigono, il che significa che finalmente la dimensione intima e affettiva per voi fondamentale nella vita diventa qualcosa di dinamico e abbandona un po' l'estaticità che negli ultimi mesi vi ha dato. Scorpione, una luna che rende oggettivo la situazione affettiva, per cui Venere vi sta regalando un ultimo saluto, ma ora in gemelli e non è più opposta a voi, quindi da ora in poi in amore non ci sono ostacoli e domani gli astri vi faranno anche un altro regalo. Sagittario, splendida, e questa luna è preziosa quanto mai, anche se opposta ad altri pianeti, è una luna che raccordandosi con Plutone crea proprio quel dialogo con i pianeti lontani a cui vi opponete. Cercate quindi di dare un significato alle cose e di capire che gli ostacoli a volte possono essere creativi. È il momento di dare il via a dei progetti epocali nella vostra vita. Torna anche la passione. Capricorno, oggi Plutone fa proprio delle meraviglie davanti a voi e crea una condizione vantaggiosa da poter utilizzare meglio nei vostri ambiti professionali, carismatici e lavorativi. Oggi sarete dotati di un grande fascino misterioso e non passerete affatto inosservati. Acquario, magnetici come sempre voi, il Plutone che ospitate è ago della bilancia tra le contese tra Luna e Venere, un fine settimana che si annuncia davvero all'insegna dell'amore e della passione, quindi sarebbe il caso di rivedere l'agenda e di lasciarvi un po' di spazio da dedicare a chi vi piace veramente. Pesci, la Luna pone una prospettiva annosa che vi riguarda. Da quando Saturno è nei vostri gradi, il tempo del lavoro e il tempo dell'amore devono sempre bilanciarsi bene, soprattutto quando Venere e la Luna sono in quadratura proprio all'astro che ospitate. Cercate quindi di distribuirvi bene e dare a ciascuno il proprio tributo. Quali cose ha creato Dio? Questa semplice frase rappresenta un momento cruciale nella storia delle comunicazioni. Si tratta del primo messaggio telegrafico inviato da Samuel Morse nel 1844, esattamente il 24 maggio di quell'anno. Inviato da Washington, questo messaggio è arrivato fino a Baltimora, aprendo la strada a un nuovo modo di comunicare che avrebbe cambiato il mondo. Oggi vi presentiamo una vera chicca, spill the beans, che tradotto letteralmente significa versare i fagioli. Ma qual è il senso? Questa espressione è usata per riferirsi a qualcuno che rivela un segreto o un'informazione confidenziale. In italiano si può tradurre con vuotare il sacco e risale al sistema di voto greco che utilizzava un fagiolo nero per il no e uno bianco per il sì. Quindi quando qualcuno versava i fagioli rivelava il proprio voto e quindi il proprio segreto. Quindi state attenti a non versare i vostri fagioli troppo facilmente. Come fare per recuperare tutti gli episodi del Almanacco che avete perso? Nessun problema, ci trovate on demand su YouTube sul canale Sicilia Play. Oggi vi raccontiamo la storia di uno dei più stravaganti pittori del Rinascimento, Jacopo Carucci, noto come Pontormo. Il suo stile eccentrico non era sempre apprezzato dai suoi contemporanei, ma il suo genio era indiscutibile. Ma non era solo il suo modo di dipingere ad essere singolare. Pontormo era anche un perfezionista ipocondriaco che registrava tutto, dalla sua dieta ai suoi malanni. Viveva in solitudine, in un tugurio inaccessibile, isolato dal mondo con un ponte levatoio appositamente costruito. Nonostante tutto questo, la sua arte ha raggiunto il successo solo nel Novecento, quando è stata rivalutata e apprezzata. Ci salutiamo con la frase del giorno.
Alcuni portano la felicità ovunque vadano, altri quando se ne vanno. E noi speriamo di portarvi felicità quando arriviamo ogni mattina su questa rete allo stesso orario col nostro almanacco. A domani.